Haile Selassie, imperatore di Etiopia. Julius Nyerere, presidente della Tanzania. Jafar el-Nimeiri, presidente del Sudan. Marian Ngouabi, presidente della Repubblica Popolare del Congo. Hanno partecipato a Mogadiscio alla 7ª sessione della conferenza dei capi di Stato e di governo dell'Africa centrale e orientale, che ha coinciso proprio con il 2° anniversario della rivoluzione somala. La loro presenza dà prestigio al governo somalo e avvalora la posizione che la Somalia intende assumere nella nuova fase della politica per l'unità africana. La sessione si è chiusa con quella che è ormai nota come la Dichiarazione di Mogadiscio, frutto del contributo di tutti quei paesi che si sentono impegnati su un fronte comune contro i paesi razzisti e contro l'imperialismo. È una dichiarazione assai dura e intransigente. Sul documento si sono avute riserve di paesi come la Repubblica Centroafricana o il Malawi, mentre il rappresentante del Kenya ha addirittura lasciato la conferenza. Nella dichiarazione si afferma che la lotta armata contro i residui coloniali è l'unica via giusta e si dà un appoggio pieno ai vari movimenti